Il professor Giovanni Ruvolo ha confermato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di vicepresidente del Consorzio Universitario di Agrigento con una lettera formale indirizzata alle principali autorità regionali, ai sindaci dei comuni, soci e rappresentanti delle comunità accademiche. Le dimissioni presentate originariamente il 12 settembre del 2025 sono state definite dal professor Ruvolo come un atto di protesta civile contro la scelta della giunta regionale di sostituire il presidente Giovanni Perino con l'onorevole Antonio Mangiacavallo, già alla guida del consorzio tra il 2019 e il 2022. Ruvolo ripercorre nella lettera le tappe del lavoro svolto dall'amministrazione, insediatasi nel marzo del 2024, sottolineando l'impegno profuso per risanare la situazione amministrativa e finanziaria dell'ente. Tra gli obiettivi perseguiti figurano la riduzione del disavanzo strutturale ereditato dalle precedenti gestioni, la creazione di un tavolo tecnico permanente con l'Università di Palermo, l'ERSO, la TUA e i soci comuni, interventi di manutenzione, adeguamento delle strutture universitarie, l'attivazione di una nuova mensa universitaria, un servizio navetta a tariffa agevolata per gli studenti di infermieristica. Il professor Giovanni Ruvolo evidenzia inoltre i risultati economici conseguiti durante la gestione dimissionaria, tra cui l'incasso di oltre 1,3 milioni di euro di contributi regionali arretrati che hanno permesso di mantenere gli equilibri di bilancio, garantire la continuità dei servizi essenziali. Nella lettera vengono altresì richiamati i principali contenziosi legali che gravano sul consorzio, in particolare quello con l'Università di Palermo relativo a una pretesa creditoria di circa 8 milioni di euro e quello con il libero consorzio comunale di Agrigento per un credito di 600 mila euro. Giovanni Ruvolo sottolinea come la governance uscente avesse avviato un percorso di dialogo e trasparenza per risolvere tali questioni, con l'obiettivo di ristabilire rapporti istituzionali corretti, garantire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale dell'ente. Il professore esprime forte preoccupazione per la sostituzione del presidente Perino, ritenendo che tale decisione possa compromettere il processo di risanamento e riportare il consorzio a modelli gestionali del passato. Con le sue dimissioni, Giovanni Ruvolo, secondo quanto si legge nella nota, intende richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di preservare la trasparenza e la correttezza amministrativa, garantire la continuità delle iniziative già avviate. Ruvolo ribadisce la propria disponibilità alla collaborazione con la comunità universitaria e gli organi di controllo, riaffermando la convinzione che il Consorzio Universitario di Agrigento rappresenti un patrimonio per l'intera provincia e deve essere tutelato da ogni interferenza politica o gestionale non coerente con la missione istituzionale. Le sue dimissioni quindi non appaiono come un semplice gesto personale, ma come un forte segnale politico.